30 posti letto, camere doppie dotate di bagno, 3 stanze adibite anche all'accoglienza di persone che necessitano cure palliative con letto per familiare o caregiver e tantissima tecnologia per facilitare il compito del personale ospedaliero. È stato inaugurato in mattinata l'ospedale di comunità di Castelfranco, al 10° piano del San Giacomo, un reparto a lungo atteso tra ritardi derivati da burocrazia e avvocati, per un costo di 1.800.000 euro interamente finanziato dalla Regione. Le persone che dopo la fase acuta hanno bisogno di essere riabilitate, hanno bisogno di essere sostenute per un periodo, 30-60 giorni. Ricordo a tutti che la Regione Veneto non fa pagare nessuno neanche il 60° giorno, cosa che invece a livello nazionale questo avviene. E il paziente arriva o dal territorio mandato dal medico di famiglia o dalla dimissione dell'ospedale, può stare in questo ambiente confortevole, fare la sua riabilitazione, quindi una situazione veramente di massimo comfort dove la persona può uscire dallo stato di post-acuzie e ritornare al proprio domicilio. L'assistenza è 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, grazie anche al monitoraggio tecnologico sempre più spinto che renderà più facile il lavoro al personale. Paziente, come dire, seguito in modo a 360 gradi, quindi con nessun rischio, e il personale che può ovviamente avere la garanzia di poter tenere tutto sotto controllo. Sono anche convinto che l'umanità sempre dimostrata dai nostri collaboratori, quindi dai medici, dagli infermieri, dagli OSS, possa aiutare molto per quanto riguarda le persone a sentirsi bene a loro agio. Grande anche la soddisfazione del sindaco Stefano Marcon, che vede ampliarsi la gamma dei servizi offerta alla comunità. Per l'ospedale San Giacomo significa dare una qualifica in più, elevarlo a un ospedale articolato, i servizi ce ne sono molti, oggi con l'ospedale di comunità sommato all'hospice, sommato al bunker di radioterapia che sta per essere realizzato e sommato alla casa di comunità ai quali i lavori sono in corso, significa un'attenzione posta dalla Regione a Castelfranco Veneto e non solo rispetto al San Giacomo e dare delle risposte ai bisogni dei cittadini.